Nell'importante convegno di oggi un aspetto fondamentale è quello del fare rete. Abbiamo bisogno di sinergie generative per creare un welfare diffuso. Tante sono le sfide a cui è chiamato il nostro paese, non solo la nostra regione, ma quindi per un business plan di lungo termine, perché parliamo di long term care, quali sono le risposte che possiamo dare, più che altro le best practice e lo stato dell'arte che abbiamo ad oggi con uno sguardo rivolto al futuro. Dobbiamo tenere conto che la popolazione sta invecchiando rapidamente e quindi queste strutture devono essere assolutamente pronte per accogliere persone anziane anche con problemi sanitari importanti. La verità è che gli stessi ospedali stanno dimettendo pazienti sempre più complicati e quindi noi, da parte della sanità pubblica, dobbiamo fare sinergie, quindi rete, con queste strutture proprio per agevolare l'assistenza a questi anziani con le tecnologie nuove e quindi con i device che sono a disposizione per il monitoraggio e con l'intelligenza artificiale. Questo naturalmente deve fare rete tra i medici e tutti gli operatori sanitari. E quindi il fare rete si basa oggi anche su quella che è una programmazione di business intelligence, una programmazione che permette anche e facilita la comunicazione tra l'equipe. Concretamente noi partiamo con una sperimentazione, in alcuni posti siamo partiti già da un anno, abbiamo messo la strumentazione per dare la possibilità in loco di fare degli esami e quindi di monitorare i pazienti senza spostare i pazienti e senza aspettare i referti magari dopo un giorno, 2 giorni. I risultati vengono fuori dopo pochi minuti, da un minimo di 40 secondi a un massimo di 15 minuti, vengono firmati digitalmente dal laboratorio, quindi controllati. Gli strumenti sono controllati da un punto di vista dei controlli di qualità, per cui diamo un'assistenza interna in collegamento con l'ospedale. E questo anche migliora l'aspetto dell'evitare l'errore umano? Ma guardi, oltre ad evitare l'errore, soprattutto anticipa i risultati, così il medico può prendere delle decisioni immediate. Se dagli esami viene fuori che c'è un'infezione, per esempio batterica e non virale, si parte immediatamente con l'antibiotico. Se invece è virale, si evita l'antibiotico e si sceglie un altro tipo di cura. Questo è l'apporto concreto che si può dare. Oltre a questo, naturalmente, abbiamo messo in piedi la telemedicina e quindi il teleconsulto se le cose si complicano. Ecco quindi che la rete viene ancora più rafforzata perché il medico che lavora in struttura ha sempre l'appoggio da parte dell'ULSS per prendere delle decisioni anche più importanti. Ed è una medicina che si avvicina anche sempre più al paziente. Un approccio di questo genere riduce fortemente il numero di ricoveri e anche migliora la qualità di vita e rassicura di più, che non è di secondo piano, i familiari che lasciano il proprio caro all'interno di queste strutture. C'è una situazione di sicurezza maggiore con una rete di questo tipo. Dottore, oggi nel suo intervento gli importanti focus che sono anche, potremmo dire, un vademecum per quelle che saranno anche le best practice future. Guardi, oggi affronteremo proprio questi temi che vi ho illustrato, porteremo degli esempi concreti già sperimentati e parleremo anche di intelligenza artificiale, perché dimostreremo che è uno strumento non troppo invasivo, ma di grande aiuto al medico che deve sempre di più affrontare una mole di dati enorme, perché proprio la popolazione aumenta e quindi ci deve essere un'organizzazione che semplifica le cose. Proprio questa sperimentazione l'abbiamo pianificata per l'OIC, partiremo a breve, raccoglieremo i dati per vedere quanto riusciremo ad abbattere i ricoveri e questo sarà utilissimo per prendere delle scelte in futuro anche per le altre strutture, anche gli altri centri servizio.